Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, lunedì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook. Allora, prima dei collegamenti ne abbiamo già due pronti, ovviamente ringrazio. Vado da Elisabetta in redazione, se ha novità dal web. Elisabetta? Ti farei una panoramica, se permetti, dei posti nel mondo dove i cinema hanno riaperto, che non sono tantissimi ovviamente, come puoi ben immaginare. Allora, tra i primi a riaprire le sale c'è stata la Corea del Sud nel weekend di fine aprile. A Hong Kong sono aperti dall'8 maggio. Negli Stati Uniti invece solo un paio di governatori hanno dato il via libera ai cinema, però in questi paesi sono stati i produttori, i titolari dei cinema, delle sale, a non ritenere economico, insomma, riaprire con le disposizioni che sono state adottate, raccomandate. In Canada gli esercenti premono per una riapertura il prossimo 19 giugno. In Cina le autorità avevano autorizzato la riapertura, però poi hanno dovuto richiudere, sono tornati a chiudere le sale. In Germania la maggior parte dei Land vorrebbe riaprire per luglio. In Olanda invece riapriranno il 1° giugno con un limite di partecipazione per spettacolo a 30 spettatori e tra ognuno ci dovrà essere 1,5 metri di distanza. In Danimarca riapriranno l'8 giugno con eventi che potranno ospitare al massimo tra i 10 e i 50 spettatori. Vabbè, vabbè, insomma, come diceva prima Beltotto, cioè è inutile aprire con 10 persone un teatro, i costi sarebbero... No, ne hai ancora, Elisabetta, perché abbiamo capito... Ho quasi finito. La Spagna ha programmato la riapertura sia dei cinema che dei teatri con 1/3 della capienza, probabilmente da fine maggio. Invece in Italia, in Francia e in Gran Bretagna ancora non c'è nulla di ufficiale. Bene, fatto bene a ricordare. Abbiamo collegato il sindaco di Verona, lo ringrazio, Federico Sboarina, e poi abbiamo invece collegato anche Massimo Romeo Piparo, che è direttore artistico del Teatro Sistina, che è praticamente, scusatemi la terminologia, che non è uno dei più importanti produttori, da Mamma Mia, Jesus Christ Superstar e tant'altro, quindi davvero grazie a entrambi di essere. Inizio per primo con il sindaco di Verona. Perché? Perché a Verona c'è un'arena, l'arena era sempre strapiena tutto l'anno di eventi di musica classica, di musica pop, di tant'altro. Ecco, cosa succederà lì, sindaco? Buonasera intanto, cosa succederà in virtù di quello che stiamo discutendo questa sera e che vogliamo tutti riavere lo spettacolo? Intanto buonasera a tutti. Beh, cosa succederà? Noi ci stiamo preparando, ci siamo preparati, ci stiamo preparando, lo sapete, l'abbiamo comunicato nei giorni scorsi, per cui la stagione lirica viene traslata dal 2020 al 2021, però abbiamo anche detto che vogliamo comunque accendere l'arena, vogliamo comunque che l'arena suoni, e quindi abbiamo messo in programma l'abbiamo chiamata edizione straordinaria. Un'edizione straordinaria intanto per come sarà strutturata l'arena, cioè un palco centrale e quindi un'arena come non è mai stata vista. È stata vista una volta in realtà con un bellissimo concerto di Claudio Baglioni 1 anno e mezzo fa, con tutto quello che porta dietro comunque l'infrastrutturamento dell'arena per il pop rock. Per la lirica sarà una cosa unica veramente, perché sarà un'arena nuda praticamente, sarà la sabbia, si vedrà la sabbia tecnicamente con un palco centrale. Ovviamente dobbiamo fare i conti intanto con una prima cosa, è appena stata detta, noi viviamo nell'incertezza, cioè noi siamo pronti perché vogliamo farci preparare, vogliamo farci trovare pronti, però ad oggi non c'è ancora una data di riapertura, noi l'abbiamo programmata, l'abbiamo identificata per il mese di agosto, perché evidentemente un grande spettacolo, che comunque l'arena deve ospitare solo grandi spettacoli, ha bisogno di prove, ha bisogno di preparazione, però ad oggi nessuno ci ha ancora detto quale sarà la data di partenza. Poi dobbiamo fare i conti con la capienza, perché io sentivo prima parlare e concordo sul fatto che stavo seguendo che le 200 persone non può essere altro che un errore. Tenete conto che in arena 200 persone
sono praticamente solamente le persone che stanno attorno all'arena, cioè i Vigili del Fuoco, Croce Verde, tutto il resto, solo quelli, cioè senza nessuno all'interno dell'arena, quindi non è compatibile. Noi abbiamo fatto un calcolo, anche qui vivendo nell'incertezza, perché non c'è ancora un protocollo definito, ma sulla base di quelle che sono un po' le linee guida che si vedono, che si sentono, e il buon senso, diciamo, rispetto a quello che la comunità scientifica dice, la capienza dell'arena dai suoi 13.500, anzi 15.000 col palco centrale, scenderà a poco meno di 3.000, quindi è un impatto devastante. Quello che tengo a precisare, sentivo tutte le riflessioni fatte prima e concordo su tutte. L'Arena ha una specificità perché concordo sul fatto che la musica è fondamentale, la musica è importante, la musica dà da lavorare non solo ai grandi artisti. Tenete conto, io sono qui in comune e fuori ho ancora il cantiere perché il coronavirus ci ha colpito nel momento in cui stavamo costruendo proprio, stavamo allestendo la platea, perché sapete che noi l'Arena d'inverno è nuda e nella stagione estiva viene invece riempita con la platea e con tutte le infrastrutture che servono. Per noi l'Arena significa dar da lavorare a centinaia di persone che sono gli stabili di fondazione, superiamo il migliaio con gli aggiunti nel periodo estivo, più poi tutte le maestranze, tutti i macchinisti, cioè, è una filiera nell'ordine di migliaia di persone quando si parla dell'Arena, ma l'Arena, la sua unicità è determinata dal fatto che è un asset fondamentale per l'economia della città. Voi tenete conto che da metà di aprile, fine di aprile, quando cominciano i concerti pop rock, fino al 10 di ottobre, che è l'ultima data utile per fare spettacoli in arena, all'interno dell'Arena di Verona entrano 1 milione di persone, 600.000 circa con gli spettacoli pop rock, 400.000 circa con l'opera lirica. E questo genera per la lirica, tanto per darvi un'idea, in soli 70 giorni noi a budget avevamo un ricavo della vendita dei biglietti di 27 milioni di euro. E tutto questo, il pop rock più la lirica, genera un indotto di centinaia e centinaia di milioni di euro sulla città. Cioè, questa è una città che da aprile a ottobre vive anche e soprattutto sulla stagione dell'Arena, intesa come pop rock e intesa come lirica, che poi è il suo cuore centrale, è il suo cuore vero. Quindi per noi l'unicità del più grande teatro all'aperto del mondo è un'unicità determinata dal fatto che ha un impatto su una città come la nostra, che è devastante in termini positivi quando riusciamo a riempire, come abbiamo fatto in questi anni, l'Arena, è devastante in termini negativi quando l'Arena è vuota, come adesso, o quando avrà una capienza di poco inferiore alle 3.000 unità. Quindi diventa anche un problema di sostenibilità economica tra i costi di produzione e ovviamente i ricavi. Sindaco, in virtù di tutto quello che sta dicendo, mi sembra la situazione sotto un profilo di spettacolo, abbiamo sentito, ma anche economico, è gravissimo. Ma lei ne ha parlato con il ministro Franceschini di questo? Sì, ne ho parlato, allora gli ho scritto e gli ho anche parlato la scorsa settimana, proprio di queste cose che vi sto dicendo, perché per noi, ripeto, va oltre quello che è il valore della musica, quello che è il valore dei nostri lavoratori, che sono già di per sé fondamentali, sono unici e irripetibili, però, ripeto, è un asset che è fondamentale per la nostra città. Gli ho parlato, ci siamo confrontati, gli ho scritto, siamo rimasti d'accordo che ci saremmo visti o comunque sentiti in modo più approfondito a breve. Però è chiaro che ci sono delle cose che ad oggi, io tra l'altro come sindaco e come presidente di Fondazione Arena continuo a ribadire, cioè a noi mancano in questo momento 2 parametri che sono fondamentali: la velocità negli interventi e la certezza per poter programmare, perché la somma di queste 2 cose che mancano genera una incertezza evidentemente che è fondamentale, perché noi ci stiamo preparando. Ma Sindaco, secondo lei l'incertezza è perché non riusciamo a trovare l'R, si dice così, oppure per negligenza da parte della politica perché ha sottovalutato per ovvi motivi la parte spettacolo, oppure perché qualcuno è incapace? Adesso le dico anche la terza ipotesi, insomma, tanto per non smentirne nessuno. Metto sul piano lo spettacolo, ma metto tutto il resto, perché le ripeto, le stavo dicendo, io parlo da presidente di fondazione ma anche da sindaco. Allora, se vogliamo parlare di spettacolo posso andare avanti qualche ora nei problemi che genera questa incertezza, ma se parlo da sindaco, banalmente oggi è mercoledì 13,
tecnicamente ci viene detto che dal lunedì gli esercizi commerciali, i negozi, le attività possono ripartire, ma ad oggi non abbiamo ancora un protocollo definito, normato, di come devono aprire e se effettivamente apriranno tutti da lunedì. Allora, voi capite che mettetevi nei panni di un ristoratore che deve aprire il suo locale lunedì, non sa in modo preciso qual è la distanza, vi dico delle banalità, la distanza tra i tavoli, non sa tutta una serie di parametri, quindi non sa quante persone che hanno delle famiglie alle spalle, che vivono attraverso quel lavoro, potrà chiamare nel momento in cui tira su la saracinesca e riapre il proprio negozio, riapre il proprio ristorante. Lo dico da amministratore per quelli che sono gli interventi a vantaggio degli enti locali. Adesso mi stavo guardando finché ero qua il decreto legge che finalmente si chiamava aprile, siamo a metà maggio, quindi non è diventato giugno per fortuna, però sono degli interventi, a noi servono delle certezze, servono delle risorse, perché sennò diversamente mi sentivo con qualche collega sindaco, cosa che facciamo ormai tutti i giorni, soprattutto con i colleghi sindaci capoluogo del Veneto. L'ultima volta che ci siamo visti, ho detto, siamo quasi un gruppo di automutuo aiuto, nel senso che vuol dire, possiamo fare tutta una serie di interventi importanti, ma se non ci sono delle certezze, degli interventi strutturali, saremo costretti a tagliare i servizi essenziali ai nostri cittadini. Lei sindaco, voleva fare anche uno spettacolo, mi sembra, mi corregga se dico un'inesattezza, all'aperto con 2000 persone, stava organizzando una cosa del genere o sbaglio? No, all'interno dell'Arena noi siamo pronti con questa edizione straordinaria, ovviamente che è compatibile, ovviamente non saranno opere, perché nel momento in cui, stavo dicendo prima, devi costruire anche una sostenibilità dal punto di vista economico-finanziario, saranno delle produzioni, dei concerti con grandissimi artisti che sono praticamente gli stessi che faranno grande la stagione 2021 e che hanno dato la disponibilità a venire a cantare già quest'estate, quindi non ci saranno le grandi produzioni con le grandi scenografie, con tutti quei costi che si portano dietro, perché ovviamente dobbiamo fare come il conto che le persone saranno non 13.500 ma 2.500 quelle che entrano in Arena. Il ragionamento che è stato fatto prima, che da un certo punto di vista io reputo che questa idea che abbiamo avuto, che stiamo pervicacemente portando avanti, sia bellissima, perché le persone, io reputo, che avranno voglia, se potranno muoversi, perché poi questo è un altro tema, e come potranno muoversi con i treni e con gli aerei a scarto ridotto, ma potranno venire a vedere un'Arena come mai è stata vista e come mai probabilmente si vedrà, perché l'Arena ha un fascino suo tutto particolare, anche semplicemente quando è vuota, con una costruzione come l'abbiamo ideata, sarà un unicum. Sindaco, guardi, rapidamente abbiamo il Presidente del Teatro Stabile del Veneto, Beltotto, e anche il Sovrintendente del Teatro La Fenice, Ortombina, e anche Valeria Argentoni, che è dell'Agenda Live. Le voglio fare delle domande e poi la congedo. Prego, Ortombina. No, buonasera Sindaco, sono il Sovrintendente della Fenice. La sento parlare di numeri che auspicheremmo, ma la preghiamo comunque il pericolo è che si dica all'aperto 1000 posti, al chiuso 200, ma dopo è venuto fuori che nei 1000 addirittura ci sono dentro anche i lavoratori, quindi la preghiamo si faccia sentire anche lei, perché sono in contatto con Cecilia praticamente ogni giorno e c'è il rischio che, se rimane questa posizione dei virologi che parlano di 1000 persone all'aperto, c'è qualche festival in Italia che forse è contento lo stesso, ma come dire, si faccia sentire anche lei su questo tema, ci dia una mano. Lo spettacolo all'aperto, gli spettacoli all'aperto in questo momento sono il nostro ariete per tutti noi, per il teatro di prosa, per tutti. Dovete voi tirare avanti adesso. No, ma io questo, guardi, assolutamente. Tra l'altro con gli altri 6 sindaci di capoluogo del Veneto abbiamo già chiesto un incontro col Premier ancora 15 giorni fa, e ogni giorno richiediamo che questo incontro venga realmente fissato, perché dobbiamo andare a portare quelle che sono le istanze del territorio veneto, dei sindaci, dei comuni del Veneto, e poi con ognuno con le sue specificità. Ma guarda, io faccio una riflessione molto, molto banale. Ho detto questa mattina in un altro contesto che Verona in questo momento è una città in ginocchio con una pistola puntata alla testa. Sta al governo decidere di sfilare la pistola e darci una mano a rialzarci. È chiaro che se viene imposto ad un teatro come l'Arena di avere un massimo di capienza di 1000 persone, come dire, non potete fare niente.
cioè che ci dicano che non possiamo fare niente, che evitiamo tutta una serie di cose. Allora, io vado avanti su questo, ma perché faccio anche un'altra riflessione che esula dal mondo dello spettacolo e vi invito a farla insieme. Cioè, noi è da 2 mesi abbiamo avuto un periodo in cui l'unico strumento, l'unica arma che avevamo era lasciare il virus fuori dalla porta. Quindi il messaggio era restiamo a casa. Il contagio, grazie al lockdown delle scorse settimane, si è effettivamente scemato notevolmente. È di tutta evidenza, prima sentivo si parlava del vaccino dell'HIV 1984, non vorrei che si dovessero aspettare 36 anni per rifare gli spettacoli. Okay? Quindi qual è la fase questa? La fase di questo momento è una fase in cui dobbiamo convivere con un virus che comunque c'è. Allora io dico, e su questo io sono molto fermo nei controlli, se l'utilizzo delle mascherine, la distanza interpersonale, i guanti, il gel igienizzante sono tutte soluzioni, tra virgolette, che ci hanno permesso in tutte queste settimane di andare nei supermercati, mantenendo la fila, mantenendo la sicurezza, mantenendo le distanze, e con un comportamento che i cittadini hanno assunto e che è entrato ormai nel nostro DNA, nelle nostre abitudini. Siamo riusciti a diminuire questo contagio. Io faccio fatica a capire perché in una piazza, io qui sotto Piazza Bra, le persone giustamente adesso escono con le loro mascherine, con i loro guanti, trovano gli amici, si fermano a chiacchierare e comunque il contagio continua a scendere. Perché in Piazza Bra sì, dentro l'arena dove ci sono degli spazi enormi invece ci possono stare solo 1000 persone, ivi compresi i vigili del fuoco, gli infermieri, il 118, i macchinisti, gli steward e tutto il resto. Mi sembra che sia quasi paradossale e anche di difficile comprensione, perché era molto più comprensibile, molto più facilmente comprensibile dire il virus fuori, tutti in casa, e questo è un messaggio chiaro e l'abbiamo fatto. Ma adesso che la vita deve cominciare a riprendere, perché sennò abbiamo affrontato un'emergenza sanitaria ma non supereremo mai quella economica, è chiaro che dobbiamo abituarci, e quindi ritorno nel mondo dello spettacolo, anche all'interno del mondo dello spettacolo, a convivere con la presenza di questo virus. Ma se ci viene detto che all'Arena di Verona possono stare massimo 1000 persone, comprese chi ci lavorano, piuttosto ci dicano che non è iniziata la fase 2, che siamo in una fase 1 bis, e che gli spettacoli non si possono fare. È stato chiaro, Sindaco, è stato chiaro. Grazie, davvero. Sindaco. Grazie agli modi, in queste trasmissioni noi cerchiamo ovviamente di far recepire alle persone che anche lo spettacolo, oltre che sotto un profilo di divertimento, anche sotto un profilo economico per le varie città come Verona in questo caso, è importantissimo. Grazie Sindaco della sua disponibilità. Buonasera, buonasera Grazie. a tutti. Abbiamo Buonasera. Pipparo collegato, che è direttore artistico a dire poco, è un personaggio molto importante per quanto riguarda gli spettacoli del Teatro Sistina di Roma. Vediamo se riusciamo a vederlo prima di chiamare la pubblicità. Giorgio, mi permetto, è anche un produttore internazionale di spettacoli, di musical, proprio Mamma mia, internazionale, Jesus sì, Christ, perché lavora Superstar. non solo in Italia ma In tutto il mondo, sì. È un personaggio importantissimo. Allora vediamo se riusciamo, eccolo qua. Grazie della disponibilità, dell'attesa. Com'è la situazione allora a livello di produzione, visto, come diceva Valeria, lo conosciamo che è una persona che organizza eventi stratosferici, diciamo così, la situazione in quel di Roma? In quel di Roma io ora ho sentito molto attentamente il sindaco di Verona. Intanto sottoscrivo in pieno tutto quello che lui ha detto, pur da un punto di vista di puro imprenditore privato e produttore di eventi dal vivo privato, che gestisce un teatro importantissimo a Roma che è il Sistina privatamente. Eppure mi ritrovo molto nelle parole del sindaco, che chiaramente conta i numeri, fa di conto. Contemporaneamente a Roma, per esempio, si sente parlare di fare il Rigoletto dal Teatro dell'Opera di Roma a Villa Borghese con i 1000 spettatori previsti dalle norme del nostro Comitato Tecnico Scientifico. Ecco, queste sono cose che non avranno assolutamente un ritorno possibile. Quindi sono operazioni che fanno bene al cuore, perché dire ripartiamo, ricominciamo fa bene a tutti. Tutti vorremmo tornare in pista, venire al Geox di Padova a fare i nostri grandi eventi pieni di gente felice che batte le mani e si diverte, o all'Arena di Verona come mi è capitato di fare. Purtroppo non sarà così, e questo è il momento di essere lucidi, di essere concreti e dirci che se il sindaco di Verona fa i conti su 3.000, su una platea ridotta a 3.000, ma quei 3.000 poi ci devono essere. Ma chi ce lo dice che ci saranno?
le persone, per quanto abbiano voglia di uscire da casa, non è detto che abbiano subito voglia di andare a spendere i propri soldi per eventi dal vivo e all'aperto e così con tutte queste misure di incertezza. Quindi io credo che il nostro settore, quello che io sto cercando di far capire anche qui a Roma in sedi istituzionali, sia politiche che amministrative, il nostro settore deve già pensare alla fase 4. Noi ormai ci dobbiamo proiettare sulla fase 4, quando la normalità e la serenità spingerà la gente a mettere nei propri pensieri di nuovo una serata, una giornata piacevole. Però Pippo, è vero, però per arrivare alla fase 4 bisogna iniziare gradualmente. I miei genitori mi dicevano una volta: comincia intanto e poi cercheremo di arrivare dove vogliamo arrivare. È chiaro che questo passaggio porta a dei costi, a delle non possibilità di creare certi spettacoli, come abbiamo sentito, bisogna ridurre le scenografie, le coreografie e tant'altro. Però per me, Pippo, dal mio modesto punto di vista e non addentro come lei, io dico: iniziamo, facciamo capire che è importante questo ramo dello spettacolo, iniziamo col contributo di tutti, non con 200 persone. Io non sono dell'idea di non iniziare, io sono dell'idea di iniziare e far capire che anche le 200 non rischiano, anche se ci si mettono dei soldi, ma iniziamo lentamente, rimettendoci, ma facciamo capire, è un passaggio naturale, Pipparo. Se mai si inizia rimettendoci, non si inizierà mai se aspettiamo, come dice lei, la fase 4. Le spiego, questo è il mio modesto pensiero. Guardi, non solo sono d'accordo, vorrei tanto che il suo pensiero fosse quello di tutti gli italiani, quindi io sono pronto a ripartire e a metterci del mio, ma quando lei dice iniziamo rischiando, c'è il rischio serio che per noi imprenditori che facciamo conti tutti i giorni e ci impegniamo tutti i giorni a portare avanti solo con l'introito del botteghino il nostro lavoro, noi rischiamo che quando tutta questa ondata sarà passata noi saremo già morti. Quindi il rischiamo, io ci sto, io sono pronto. E allora cosa facciamo? E allora l'alternativa alla medicina, Pipparo, qual è? Ci vuole un piano vero, reale, industriale per consentire all'Arena di Verona o a Piparo o al Jazz di Padova o alla Fenice di Venezia di poter far rientrare l'investimento che si fa dando lavoro a tante persone, perché poi se l'alternativa, come sento, è fare il monologo con un solo attore sul palco che recita in perfetta solitudine davanti a 50-100 persone, quella è una cosa meravigliosa che io sono il primo che andrò a vedere o proverò a fare, ma non significa che abbiamo fatto ripartire. Vi lascio parlare. Pipparo, lei rimane con noi ancora un po', giusto? Dunque rimarrà tutta la trasmissione, dato è lì a Roma. Poi a Roma, ricordo, ci vedono anche sul canale in digitale su 642, dunque se qualcuno a Roma che vuole vederci lo può vedere, oltre in streaming anche sul canale 642. Perché io avevo dato indicazioni di streaming. Invece no, lo può vedere se va su Sintonizza 642 il canale, lo può vedere benissimo anche a Roma. Andiamo in pubblicità, rimanete con noi, tra poco.